Ben ritrovati gentili visitatori di friulilanotte.net, un nuovo appuntamento con le pillole in video per gli eventi della nostra regione Friuli Venezia Giulia di questo fine settimana in particolare, ma non vogliamo tralasciare nemmeno qualche evento appuntamento infrasettimanale come ad esempio quello del Film Forum 2014 a Gorizia per il 2 aprile, infatti l'importante evento che si rinnova con il Film Forum Festival, il festival internazionale dedicato alla cultura cinematografica ma anche alle arti visive contemporanee. In totale 9 giorni perché si svolgerà dal 2 fino al 6 aprile 2014 in cui vi saranno importanti proiezioni, incontri, convegni, workshop, pubblicazioni ed eventi intorno al cinema dalle origini ai nuovi media. Andiamo invece ora a Trieste perché al Politeama Rossetti nella sala Assicurazioni Generali si terrà Ballata di Uomini e Cani, spettacolo a cura con regia di Marco Paolini. L'Inapolina è il titolo invece delle Stanze del Cuore che si terrà al Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia per il 3 aprile 2014, la prima regionale, scritto, diretto e interpretato da Lina Sastri con danzatore Raffaello De Martino per tutti gli appassionati del genere. Spostiamoci invece ora nella città di Udine perché è la volta di Giuseppe Giacobazzi il 3 aprile 2014, Un po' di me, genesi di un comico. Alle ore 21 la location è quella del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Pollice Verde è un nuovo appuntamento molto importante per gli amanti ovviamente del giardinaggio, ma non solo, quello che si svolgerà a Gorizia a Fiere dal 4 al 6 aprile 2014, una vera e propria mostra a mercato dedicata al giardino, ma non solo, come dicevamo, anche all'orto, al verde urbano, all'ecologia, al vivere l'aria aperta. La 10ª edizione del Pollice Verde avrà luogo da venerdì 4 a domenica 6 aprile, l'orario per accedervi è dalle 10 alle ore 20. Gorizia si trova ovviamente l'evento e l'appuntamento al quartiere fieristico in via della Barca 15. L'ingresso è libero. Vi ricordiamo che saranno proposti anche prodotti idee per la coltivazione di fiori e piante, non solo, attrezzature, macchine da giardinaggio, arredo da esterno, vasi, cesti, coltivazione, alimentazione biologica, biodinamica, soluzioni per il verde urbane, ma anche parchi, giardini, terrazzi, camper, caravan. Insomma, ce ne sono di tutti i generi per gli amanti di questi appuntamenti. Andiamo invece nuovamente a Gorizia perché si terrà la Gorizia Mercato d'Europa, un ricco appuntamento, quello che si svolgerà dal 4 al 6 aprile 2014 a Gorizia presso il centro storico. Le vie interessate all'appuntamento sono quelle di Corso Italia, Corso Verdi, Giardini Pubblici, Piazza Cesare Battisti. Questa è la location principale. Venerdì, sabato e domenica quindi dalle 9:30 fino alle 24. Anche dopo cena avrete la possibilità di partecipare. Oltre 130 bancarelle saranno presenti alla prossima edizione del Mercato d'Europa che si terrà a Gorizia dal 4 al 6 aprile 2014. Oltre agli stand di provenienza internazionale saranno però presenti, vi ricordiamo, anche le specificità regionali italiane rappresentate da diversi operatori. Andiamo nuovamente con il teatro perché nella giornata del 4 aprile a Udine vi sarà Teo Teocoli. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21, un restyling, quindi un progetto nuovo, un nuovo spettacolo, quello di Teo che si terrà venerdì 4 aprile al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, inizio spettacolo ore 21. Alla Tisana l'importante concerto, come già saprete vi abbiamo già anticipato la scorsa settimana nel nostro portale, il concerto di Luciano Ligabue, quindi il 4 aprile 2014 Mondovisione Tour Piccole Città 2014. Inizio concerto ore 21, Palazzetto dello Sport di La Tisana. Non vi ci sarà una prevendita online dei biglietti perché è già avvenuta lunedì mattina nella piazza Matteotti alla Tisana che sono andati a ruba. I tagliandi saranno disponibili i 3 giorni prima come detto e sono stati tutti esauriti. Ora B come Bimbo, una nuova edizione 2014 che si svolge a Pordenone Fiere nei giorni 5, 6 e 7 ma anche 11, 12, 13, per cui lo ricorderemo anche nelle pillole degli eventi del Friuli Venezia Giulia della settimana prossima. B come Bimbo si tratta di una fiera del nord-est dedicata al mondo dei bambini. La 4ª edizione continuerà con la formula di successo, la perfetta combinazione tra attività didattiche ma anche creative, oltre eventi con grandi nomi, stand e workshop per bambini e per i genitori, ma soprattutto per le scuole. La manifestazione sarà in contemporanea anche con casa e dintorni, un appuntamento da non perdere per tutte le famiglie, con o senza figli, un percorso tra idee, novità proposte per bambini e per la loro crescita. Vi ricordo che questo evento è pubblicizzato all'interno delle nostre pagine di Friuli la Notte, lo trovate nel banner principale, quello che sta nella parte alta di tutte le pagine del nostro sito web. Andiamo invece ora a Pordenone, sempre nella fiera, perché un altro evento è quello che
si svolge in contemporanea, come abbiamo appena accennato, Casa e dintorni. Di cosa si tratta? Si tratta di un evento dal 5 al 7 aprile che troverete all'interno della fiera ed è proprio un vero e proprio salone del mobile e del completamento d'arredo, edilizia, ma anche risparmio energetico, enogastronomia. Il salone dell'arredamento ovviamente prevede anche casalinghi, rivestimenti, tessuti per la casa, oltre ovviamente a tutte le iniziative per il risparmio energetico o quanti ovviamente si stanno interessando di questo argomento. Vi ripeto, Casa e dintorni in contemporanea con l'evento B come Bimbo, tutti e due gli appuntamenti all'interno di questo weekend del Pordenone Fiere. Castelli aperti in Friuli Venezia Giulia, l'evento in grado di richiamare un sacco di persone è al via, partirà 5 e 6 aprile 2014, primavera 2014, quindi una manifestazione, quella di Castelli aperti, che avrà luogo sabato e domenica nella nostra regione. Le residenze apriranno ai visitatori secondo il seguente orario, attenzione perché il sabato sarà aperto nel pomeriggio dalle ore 15 fino alle ore 18, la domenica invece è aperto il mattino dalle 10 alle 12 e la domenica pomeriggio è possibile accedervi dalle 14 alle 18. Che cosa si tratta? Castelli Aperti è organizzato dal Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia, nasce con l'intento di facilitare l'accesso alle testimonianze storiche rappresentate da siti castellani e da altre opere fortificate della regione. Due gli appuntamenti di Castelli aperti nell'arco dell'anno in Friuli Venezia Giulia, uno avviene in primavera ed è questo di cui vi stiamo parlando, il prossimo sarà in autunno, appuntamenti che rendono possibile la visita ai castelli di proprietà privata non aperti normalmente al pubblico, quindi importante, prende nome importante Fagagna in questo appuntamento. Andiamo invece ora nel comune di Prata di Pordenone perché parliamo ancora di Carnevale pratense, sabato 5 a Prata, dove viene organizzata la 32esima edizione del Carnevale pratense. La popolare kermesse è in programma in notturna con numerosi gruppi a sfilare per le vie del centro in rappresentanza delle migliori scuole della provincia di Pordenone, Treviso e Venezia. Quindi se avete ancora desiderio di Carnevale vi ricordo il 5 aprile 2014 ovviamente Carnevale pratense. Manifestazione ecologica insieme per l'Isonzo. E ritorniamo in provincia di Gorizia perché qui siamo a Pieris. Si tratta della 10ª edizione che partirà il 5 aprile 2014, denominata Tutti Uniti per l'Isonzo. La 10ª edizione, e in dialetto chiamata anche Insieme per l'Isonz, è promossa con la regione Friuli Venezia Giulia con la Direzione Centrale Cultura, Sport e Relazioni Internazionali Comunitarie relative alla promozione quindi dell'immagine internazionale della regione. Parteciperanno alla giornata ecologica la Proloco, ma troverete anche l'Auser, la Protezione Civile dei comuni di San Cansian di Isonzo, dei comuni anche di Ronchi dei Legionari, Turiacco, San Pier di Isonzo, Staranzano, Fogliano e Monfalcone. Quindi vi ricordo la manifestazione ecologica, se volete sostenerla potete parteciparvi il 5 aprile 2014, tutti uniti per l'Isonzo. A Pordenone Fashion Day, di cosa si tratta? Il 5 aprile 2014 vi sarà l'edizione di primavera, quindi nel centro, nella cittadina di Pordenone, una sfilata itinerante con presentazione di nuove collezioni, backstage ovviamente all'aria aperta, make up e molto altro. Se siete interessati vi ricordo Fashion Day Pordenone nel centro della città 5 aprile 2014. Ancora con un altro concerto, dopo quello di Ligabue e la Tisana, abbiamo Claudio Baglioni a Pordenone il 5 aprile con Voli Live Tour. Sabato 5 aprile Claudio Baglioni a Pordenone alle ore 21 al Palasport Forum appunto di Pordenone. Questo è il grande progetto di Baglioni denominato Convoy Live, che si divide in 3 fasi, la prima delle quali è già iniziata lo scorso dicembre nei teatri e con lo spettacolo 10 dita. La seconda fase appunto, che prende vita con questo concerto, prosegue nei Palasport di tutta Italia, trasformati per l'occasione in vere e proprie arene che ospiteranno in una vasta area centrale uno spettacolo multidisciplinare nel solco di grandi e innovativi show che l'artista, primo al mondo, ha presentato sin dal 1990, quindi appuntamento con Baglioni. E ancora andiamo verso la conclusione, spostiamoci verso il mare, Lignano Pineta, Marcia del Mare. Per tutti gli amanti della marcia e dello sport, 6 aprile 2014 la SD Athletic Club a Piciglia, la Tisana, organizza la 13ª Marcia del Mare al Parco Hemingway. Chilometri sono quelli di 6 e 14, oltre a Lignano Longa di 25 km, percorsi prevalentemente pianeggianti su tratti di asfalto e sabbia tra le pinete che caratterizzano la zona. Il ritrovo per la marcia ore 8, iscrizioni ore 8:30 al Parco Hemingway, come già detto, che si trova in via Tervisio a Lignano. La partenza invece avverrà alle ore 9, 9:30 nello stesso parco.
Ancora in conclusione la Marcia delle Stradelle a Maron di Brugnera e siamo in provincia di Pordenone. Questo è per lunedì 6 aprile 2014, Marciatori di Maron organizza la 41esima Marcia delle Stradelle. Con la Marcia delle Stradelle quindi abbiamo concluso gli eventi, le pillole di eventi in Friuli Venezia Giulia per questa settimana. Vi ricordo che invece l'elenco integrale con tutti gli appuntamenti, le feste, i concerti, le manifestazioni le potete trovare nel nostro sito web www.friulilanotte.net. Vi ricordiamo che la nostra redazione aggiorna gli eventi in tempo reale dalle 8 del mattino fino alle 23 della sera. Inviateci inoltre le vostre segnalazioni mediante il modulum e il form apposito che trovate ovviamente nella sezione, nel menu in alto del nostro sito. Non mi resta che darvi appuntamento alle prossime pillole, nel frattempo una buona navigazione.